Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Monsignor Martino Zagonel, amministratore diocesano di Vittorio Veneto, pochi istanti fa è stato eletto il nuovo Papa, Leone XIV. Quali le sue emozioni a caldo? Ho avuto la fortuna di seguire dall'inizio alla fine, ancor prima della fumata bianca, tutta la trasmissione della TV, fino all'ascolto dell'intervento e del primo discorso di Leone XIV. L'emozione è grande e l'emozione maggiore nasce dal fatto che ho colto in maniera evidente l'azione dello Spirito Santo, perché una elezione così veloce e con la scelta di una persona che non era così prevista, e questo è segno effettivamente che lo Spirito ha agito, che i cardinali hanno trovato unità, e l'unità non per motivi di carattere politico, ma per il bene della Chiesa e per il servizio di pace nel mondo. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Un Papa americano. Sì, certo, un Papa americano, statunitense di nascita, un po' anche di crescita, però che poi ha fatto tutta la sua vita pastorale, missionaria altrove, soprattutto nell'America Latina, quell'America Latina che ha sofferto, soffre, è stata autrice e ricca dell'esperienza della teologia della liberazione, e il modo con cui lui ha salutato la sua gente parlando in spagnolo è stato estremamente significativo. Ha detto che il popolo l'ha accompagnato, l'ha sostenuto e insieme al suo popolo ha vissuto la fedeltà a Gesù e al Vangelo. Bellissimo. Alcuni riferimenti, tanti riferimenti nelle sue prime parole a Papa Francesco. È stato un discorso totalmente di riferimento a Papa Francesco. L'ha citato più volte, ma ha citato più volte l'impegno e la passione di Francesco, e cioè la pace, la sinodalità, una Chiesa aperta, la missionarietà, una Chiesa aperta ad accogliere tutti, sono elementi di grande valore. E poi il richiamarsi a come Papa Francesco ha benedetto il giorno di Pasqua è stato estremamente significativo. Su questa linea tanti riferimenti a creare ponti. Certo, probabilmente è il compito ricevuto dentro le congregazioni dei cardinali, perché lì si sono parlati sulla necessità di unire la Chiesa per le piccole o grandi divisioni che aveva o ha, ma soprattutto per unire i popoli, per unire il mondo, un servizio all'unità e alla pace. E questo nome, Leone XIV? Ma è in collegamento a Leone XIII, un papa molto impegnato sul sociale, e quindi credo, l'ha detto anche appunto Leone XIV, ha citato più volte la pace e la giustizia, cioè non c'è pace senza la costruzione e l'impegno per una giustizia sociale, e anche i poveri sono stati citati più volte. D'altra parte l'esperienza missionaria in Perù, in mezzo a una popolazione povera, la dice grande.
Anche nella nostra diocesi, anche le campane della cattedrale hanno suonato a festa questo pomeriggio. La nostra diocesi come accoglie questa notizia, e poi ci saranno anche delle iniziative nei prossimi giorni? Beh, intanto tutte le campane di tutti i campanili credo abbiano suonato in questo momento. È chiaro, sentire la voce della campana della cattedrale è particolarmente emozionante. L'iniziativa è la preghiera, la lode. Nel piccolo articolo che ho scritto per l'Azione dicevo che bello sarebbe che domenica prossima, il giorno del Buon Pastore, apparisse il nuovo Papa Pastore della Chiesa Universale. Ci è stato fatto questo dono e siamo tutti contenti per questo. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper.